Amici di Bella Sicilia, buon pranzo da questo piccolo borgo siciliano. Siamo nella Valle del Nisi e esattamente ci troviamo a Fiume di Nisi e questo è Capricci d'autunno. Oggi ultima giornata, quindi approfittate se siete in zona. E guardate cosa troviamo qui: i maccheroni con il sugo. Sì, mi dà 2 mostate per favore. No, il vino mi serve. Il vino Ce l'ho scritto là. pure io ce l'ho scritto. Sì, ci fai un bicchiere di vino? Un bicchiere di vino pure per me, signore. 2 tovaglioli ci sono. Amici, fateci sapere da dove ci state guardando, noi vi mandiamo un caloroso abbraccio da questo borgo siciliano dove è iniziata l'ultima giornata di Capricci d'autunno. Questo vuole allora no, 30. Sono 30, giusto? Sì. Dobbiamo mettere i servizi, No, la so che dove. Aspetta, dov'è il viaggio? Un po' di formaggio e cosate, viaggio. Rimane abbiamo preso il biglietto. Che sugo abbiamo per questa pasta? Sugo di maiale, scorzette di maiale, carne di maiale, pepe. Come da tradizione. Salve! Cosa abbiamo qui? L'agnello. L'ha cucinato lei? È già pronto per essere gustato? Certo. Quante ore di cottura? Poi ore. Ecco, mostriamolo, vediamo un po', facciamo vedere. Quindi come si cucina? Come si cucina? Questo qua viene bollito, è bollito, regolare, un bollito di agnello, come si fa la carne di bue bollita, è la stessa cosa, si può fare anche la pasta. Ma da chi ha imparato a cucinare? Dalla mamma. Complimenti. La mamma era sorella di 13 figli, per cui la famiglia c'era, Sì. era la più piccola lei. E mia nonna cucinava per 13 figli. E lei continua con passione questa attività. Esattamente. Grazie. E allora, salve, buongiorno. Buongiorno. Ma cosa abbiamo qui in questo stand? Un po' di originale della nostra terra, che non c'è più. Intanto qui abbiamo le olive. Sì, queste olive nere, si fa dolce. Come si preparano queste olive? I guzzere, un po' di faggioline. Le olive come si preparano? Si Queste si aggiunge? mettono sotto sale, si durano una settimana, così poi si escono, si fanno sciacquare e poi si cuociono con origano e aglio e poi quello che ci vuole mettere. Ma lei fa l'agricoltore? Da tanto tempo. Da quando era Ora giovanissimo? sono stanco. Una vita faticosa. Ho fatto tutto, ho fatto il produttore, ho fatto un sacco di cose. Allora, qui abbiamo anche la zucca, ma questa arriva dal suo orto? Sì, questo ok. Ne tagliamo perché purtroppo oggi non ne c'è, perché poi è avuto cose. Anche pigliare zucca non ne mangio. Sappiamo che qui abbiamo un frutto che in pochi conoscono, ce lo può mostrare? Zorba, sì, questo lo conoscono ogni caso. Questa è una cosa strana che si trova in campagna vecchia, una pianta antica. Quindi come si chiama questo frutto? Zorba. Zorba. E quando si raccoglie? Il periodo è questo, perché queste si chiama, quelle sono natalizi, ce n'è una versione che è griglia e bianca, questa è rossa e si raccoglie ora, diciamo. Si mette nelle cassette e le si matura piano piano. E come si mangia? Così? Sì, guarda. Questa è già immatura, quando si fa nera. E si può già gustare così, con tutta la buccia? Sì, c'è un nozzolino piccolo, si può consumare così, maggiormente quando sono biologico non c'è bisogno come se la Neanche di lavare. questo viene se mangia. E allora, siamo a Capricci d'autunno, un'occasione per far scoprire i sapori di una volta ai tanti visitatori di questo borgo, vero? Sì, purtroppo che non è stato niente. Comunque, noi speriamo che appunto... Siamo in 3-4, prima che c'erano 20 stand da tutto.
Ecco, purtroppo I marocchini. ci sono praticamente lavori difficili che In ogni caso è difficile, pesante e difficile. ai giovani cosa diciamo? Stiamo a dire che vanno in campagna di sapere girare la campagna, perché non sanno camminare, ma la campagna. Bene, grazie, intanto vediamo cosa ha preparato. Qui Pasta e fagioli? No, pasta e fagioli no. Pasta con la salsa, come con sugo, non manca nulla in questo stand, Il complimenti. prodotto è originale, ti spieghi perché la gente ormai non tutti la capisce. È tutta roba originale. Tutto genuino, anche biologico. E qui lo rigono, anche questo arriva dalle sue campagne. Il rigano è. Questo pure si fa in campagna, non è originale biologico, ma forse più degli altri cose. E questo si fa in territorio deserto, diciamo così, no? Che si può anche produrre. Però quello originale che si raccoglie in campagna è più oloroso. Quindi l'ha raccolto lei questo rigono? Complimenti, complimenti. E qui cosa abbiamo invece? Sta mettendo la legna perché si continua a cucinare. Certo, senza legna non si cucina. Noi lavoriamo, cuciniamo all'antica con la legna. E cosa bolle in pentola? L'altro agnello. L'altro agnello. Sì, perché E poi abbiamo anche il maccheroni e il sugo? Qua c'è il maccheroni. carone su. Oggi sono i maccheroni, stanno bollendo. Lì c'è il sugo? Il maiale vengono bolliti come quelle che ci vogliono, peperoncino e basta. E poi si mangiano ben caldi. Era un piatto che una volta veniva molto apprezzato in inverno. Sì, sì, sì. Oggi un po' viene dimenticato. Questo qua era apprezzato perché soldi ce n'erano pochi. Le canne di maiale, la testa del maiale costava di meno e la mangiavano quasi tutti. Era quello. Mentre qui cosa abbiamo? Qui. Quindi sugo di maiale? Sì. Amici, fateci sapere da dove ci state guardando. Noi vi stiamo mostrando i sapori di capricci d'autunno. Qua ci abbiamo i fagioli. Il pranzo del food spento. I fagioli, E quindi. codiche di maiale. I fagioli e codiche. Fagioli, codiche e finocchietti. I veri sapori di una volta. Una volta. Complimenti, complimenti. Allora amici, qui si continua a cucinare, i maccheroni sono già terminati. Noi vi mostriamo anche gli altri stand qui di capricci d'autunno che tra poco vi racconteremo sempre su Bella Sicilia Onda TV. Fateci sapere da dove ci state seguendo. Intanto un saluto a Tony che ci segue da Palermo. Qui c'è una bellissima giornata di sole. Pensate, dovevamo venire domenica scorsa ma la manifestazione è stata annullata per il maltempo. Oggi invece temperature primaverili o quasi estivi, 24 gradi circa. Noi vi mandiamo un caro saluto. Seguiteci in pagina perché presto ci saranno tanti altri video dedicati a capricci d'autunno, evento che torna ogni anno nel borgo di Fiume di Nisi. Ciao Agostino, un abbraccio a te.